4 nuovi casi in Sicilia, 0 ad Agrigento, ma ci sono troppi assembramenti, potrebbero arrivare ordinanze di interdizione di alcune zone. Dipendente di banca subisce una rapina e riceve lettera di licenziamento e la strana storia dell'agrigentino Mario Gallo. Animato il dibattito sull'idea di utilizzare dei volontari a garanzia del distanziamento sociale. Fuga dagli esami, a dare forfait sono i presidenti di commissione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sono 4 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Scende sotto quota 100 invece il numero dei ricoverati, mentre altre 23 persone hanno scacciato l'incubo Covid e sono guarite, da registrare però un nuovo decesso. Nessun nuovo contagio per l'Agrigentino, dove restano 38 pazienti attualmente positivi e ci sono 102 guariti. Ad Agrigento troppe persone però non rispettano il distanziamento sociale. Il Comune, con in testa il sindaco Lillo Firetto, sono al lavoro sull'ipotesi infatti di firmare delle specifiche ordinanze che consentano di vietare ai cittadini di recarsi in alcune zone della città. A questo si aggiungerà un inasprimento delle attività di controllo e sanzione. Eugenio Cairone. Se ci saranno le multe, capiranno che il discorso è serio. I richiami e gli inviti alla prudenza è dimostrato che non servono. Allora bisogna usare il pugno duro per far comprendere non solo ai giovani ma anche a molti adulti che non bisogna trasgredire le regole perché siamo ancora in emergenza sanitaria. Tra assembramenti e mancato uso delle mascherine, ieri è stato possibile vedere anche gente salutarsi con baci e abbracci, come è successo nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Protagoniste alcune donne, forse mamme dei bambini, che tutti i pomeriggi scendono in piazzetta. A queste signore sgarbi, direbbe capre, sicuramente dimostrano di non saper usare il cervello. Certo, qualcosa bisognerà farla, visto la resistenza ad obbedire ai divieti. Ad Agrigento ci sarebbero allo studio delle iniziative del Comune riguardanti la Movida, con l'inasprimento dei controlli. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbero arrivare già da subito anche le sanzioni per i trasgressori. Insomma, non si possono ripetere le vergognose immagini che anche dalle nostre parti, come al Lido di San Leone, si sono viste nel primo weekend del dopo lockdown. Da qui l'ipotesi di provvedimenti restrittivi da parte del sindaco Lillo Firetto. Intanto ai giovani della Movida, ma il discorso vale per tutti coloro che si comportano come se nulla fosse, si rivolgono i medici rianimatori con un post su Facebook che tende a scuotere le coscienze. Noi, scrivono i medici, non curiamo gli imbecilli. Si tratta di una provocazione, naturalmente, perché i medici cureranno sempre tutti, ma per dirla come il dottor Serini del San Carlo di Milano, non bisogna chiedere ai medici, a causa del cretinismo, di rivivere i 3 mesi appena trascorsi. Subisce una rapina e un dipendente di banca viene licenziato per giusta causa. È la storia ancora tutta da chiarire che ha come protagonista l'agrigentino Mario Gallo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Queste che vedete sono le immagini della rapina che dei malviventi compirono lo scorso 11 febbraio presso la sede dell'Istituto della Banca Sant'Angelo a Raffadali. Tra i cassieri che subirono l'evento delittuoso era presente anche Mario Gallo, storico dirigente dell'Istituto Licatese da circa 30 anni, molto noto in città anche per via della sua attività sociale verso il centro storico. Gallo subì un forte shock allorquando i rapinatori lo minacciarono di versare il denaro presente nella cassaforte e nelle loro sacche e allorquando lo intimarono anche con un coltello alla gola di volere la sua catenina d'oro. Ma Gallo si rifiutò, considerando anche l'affetto che lo stesso nutriva verso il monile. E gli finì anche bene, in quanto i suoi malviventi lo risparmiarono da reazioni anche ben più pesanti nei suoi confronti. I 3 rapinatori però subito dopo un paio d'ore furono rintracciati con il bottino nei pressi di una stazione carburanti a Sant'Angelo Muxaro dai carabinieri che con grande intuizione cinturarono la zona e catturarono i ladri e recuperata la somma di 50.000 euro da poco trafugata in banca.
Ebbene, nonostante la Banca Sant'Angelo non abbia subito alcun danno per via del ritrovamento del bottino, che fa? Penalizza il cassiere Mario Gallo. Ebbene, nonostante la Banca Sant'Angelo non abbia subito alcun danno per via del ritrovamento del bottino, che fa? Penalizza il cassiere Mario Gallo e subito emana una nota disciplinare e successivamente una lettera di licenziamento per giusta causa, sì, proprio così, al danno la beffa, da vittima a carnefice, e quanto scritto in una nota stampa che il sindacato della CISL Bancari FES, da parte di Fabrizio Michele Greco, segretario delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. L'amico Gallo, dicevi bene tu, dopo 30 anni di onorato servizio, aver subito una rapina e essersi sentito poi, prima aver avuto le consultazioni, quindi da parte dell'azienda, e subito dopo avere la lettera di licenziamento per giusta causa, tutto ciò lascia molto perplesso, e quindi adesso sicuramente i nostri legali faranno in modo, in maniera analitica e dettagliata, di capire il perché di questa azione dell'azienda bancaria. Capisco che le aziende bancarie in questo momento di difficoltà, perché hanno dovuto affrontare questa pandemia mondiale che ha dato, come dire, ha nociuto a tutti quanti, però da questo punto di vista credo che si sia accanito su un lavoratore che da 30 anni, come dicevate bene, ha dato sempre lustro e professionalità all'azienda per cui lavorava. Tutto ciò ha lasciato molto strano, e quindi abbiamo fatto il comunicato da carnefice, cioè è diventato proprio un accanimento sulla propria persona, quindi da questo punto di vista ci ha lasciato molto basiti di questo atteggiamento. Tra l'altro la rapina è andata, diciamo, male per i rapinatori, la banca, diciamo, non è stata danneggiata, i carabinieri fortunatamente attraverso una brillante operazione hanno recuperato il bottino, per cui ecco, non si comprende la tempestività anche del provvedimento del licenziamento, no? Appunto, proprio questo, alla fine, fortunatamente intanto non è successo nulla durante la rapina, perché capite bene quanto si riceve una rapina per chi purtroppo l'ha subita, e subentra lo shock, lo stress psicologico, la tensione, la paura, perché non si sa con chi si ha a che fare, e quindi la paura, e si spera che tutto finisca al più presto, in modo da poter riprendere poi quelle forze che in quel momento vengono meno. Tutto ciò fortunatamente non è successo nulla durante la rapina. Il bottino, per quanto ne sappiamo, è stato quasi totalmente recuperato. Alla fine già suscitava il sospetto aver avuto le contestazioni da parte dell'azienda. Ci può stare, perché durante la rapina, come sapete bene, purtroppo magari non si ottemperano tutte le normative previste, non si seguono pedissequamente tutte le normative, ma tutto ciò lascia poi basito dopo l'audizione avere ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa. Anche lì infatti gli avvocati vorrebbero capire qual è la giusta causa di un lavoratore che per 30 anni, ripeto, ha dato sempre la sua competenza e professionalità a questa banca, e quindi naturalmente ci lascia veramente perplessi dell'atteggiamento dell'azienda bancaria. E proprio per questo noi siamo accanto al lavoratore, a tutti i lavoratori che non commettono atti dolo, violazione grave della normativa. Quindi alla FISTICIS il nostro sindacato sarà sempre a fianco dei lavoratori e a tutela dei lavoratori. Questo è un esempio che ci lascia veramente perplessi, e non capiamo qual è l'atteggiamento dell'azienda nei confronti del collega in causa, in questo caso di Mario Gallo. Ma poteva capitare a chiunque, però dico, lascia veramente stranite e basite da questa situazione, da questo atteggiamento. Guardie civiche a servizio dei comuni, ma l'idea dei volontari per mantenere il distanziamento sociale per molti non funziona. Lello Casesa. Anche Agrigento, come tutte le città d'Italia, avrà le guardie civiche o assistenti, ma lo scontro dentro la maggioranza di governo è appena iniziato. La proposta del ministro Boccia, affari regionali ai presidenti di regione il 29 aprile scorso non era stata ben compresa da nessuno. Adesso, invece, il bando per reclutare i 60.000 assistenti civici diventa un caso politico che divide la maggioranza, e l'opposizione naturalmente rilancia.
L'idea di Boccia, appoggiata dall'ANCI, è quella di utilizzare i volontari per aiutare chi non ce la fa da solo e di far rispettare il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento, ipotesi sconosciute anche al Viminale, tanto da far trapelare dai corridoi di non essere stati informati preventivamente. Immediatamente il premier Giuseppe Conte ha deciso di convocare un vertice con Boccia e le ministre Lamorgese Interni e Catalfo Lavoro per approfondire i dettagli di questa iniziativa destinata a soddisfare la richiesta dei comuni di utilizzare per la durata dell'emergenza Covid-19 personale che gratuitamente svolga prestazioni di volontariato. Ma si precisa che i volontari non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con quella delle forze di polizia. Da parte sua, l'ANCI, per bocca del suo presidente, presente all'incontro con il governo, dichiara: chi pensa alle ronde o a giustizieri improvvisati non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. Noi sindaci siamo in prima linea da 3 mesi, siamo stremati dalla gestione delle emergenze e non vorremmo ora combattere le insidie della polemica politica. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli, conclude De Caro, presidente dell'ANCI. A tutto questo si aggiunge che le singole regioni ed anche le amministrazioni comunali continuano a muoversi in ordine sparso, adottando provvedimenti l'uno diverso dall'altro, creando spesso confusione su confusione. Ed il 3 giugno, data di apertura delle regioni e probabilmente delle frontiere, è già alle porte, mentre lo scontro tra esecutivo, regioni ed ANCI si fa sempre più acceso. Una nuova tegola si abbatte sul ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che proprio in queste ore sta facendo i conti con una carenza di presidenti di commissione della maturità 2020. In molti hanno fatto un passo indietro. Carmelo Lentini. Il prossimo 17 giugno prenderanno il via gli esami di maturità. Non sarà come gli altri anni a causa dell'emergenza epidemiologica, della conseguente interruzione della didattica in presenza e dell'attuazione della didattica a distanza con modalità alternative. Dicevamo che il tempo si avvicina e il prossimo 15 giugno andranno ad insediarsi le commissioni per preparare accuratamente ogni cosa per garantire le nuove disposizioni ministeriali. Tra le altre citiamo quella relativa ai docenti, che dovranno verificare che gli studenti abbiano preso le opportune precauzioni come l'uso di mascherine, mantenendo una certa distanza da tutti i commissari d'esame per l'unica prova rimasta quest'anno, e cioè il colloquio. Ma sono sorti alcuni problemi di carattere organizzativo. Molti presidenti infatti hanno declinato l'invito di presiedere le commissioni. Tra l'altro lo scorso 6 maggio era il tempo ultimo per presentare domande di adesione ed occorrerà fare salti mortali per correre ai ripari. I professori presidenti interessati infatti devono avere almeno 10 anni di anzianità. A determinare questo problema ha influito la fuga dei docenti più anziani, che per paura del contagio ha preferito rimanere a distanza da situazioni di potenziale rischio, una paura che si è fatta più concreta dopo il documento dell'INAIL che suggerisce di sottoporre a sorveglianza sanitaria eccezionale i lavoratori over 55 che nella scuola purtroppo abbondano. Anche in Sicilia è emerso prepotentemente questo problema ed in quasi tutte le province dell'isola si sta cercando di correre ai ripari. Chi ha più problemi di tutti è Palermo, dove mancano all'appello ancora 21 presidenti. Le domande pervenute per coprire 309 commissioni sono state appena 288. Nelle altre province siciliane la situazione è decisamente migliore ed in totale sono appena 78 le istanze che superano quelle strettamente necessarie a completare le 1258 commissioni che valuteranno tutti i maturanti siciliani. Ma c'è il rischio che chi ha presentato domanda potrebbe ancora fare forfait o dare forfait all'ultimo minuto, e ciò tiene in ansia i funzionari dei vari provveditorati agli studi che stanno studiando opportunamente le giuste alternative per non andare interrotti. Operazione antimafia eseguita dai carabinieri tra le province di Catania, Messina e Trapani. 46 gli arresti. I dettagli nel servizio.
Una maxi operazione antimafia è stata portata a termine all'alba nelle province di Catania, Messina, Trapani e Rimini. 46 persone sono state destinatarie di una misura cautelare con l'accusa, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni aggravate dal metodo mafioso. È stato così disarticolato il clan Brunetto, ritenuto legato alla famiglia Santa Paola Ercolano. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea e trae origine da una complessa indagine condotta dalla Compagnia Carabinieri di Giarre dal 2017 al 2018. L'indagine era stata avviata per individuare coloro che a vario titolo operavano in una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere, situata nel quartiere popolare Giunco di Giarre, attiva 24 ore su 24, grazie ai diversi turni di numerosi pusher. Nel corso delle indagini venivano poi identificati altri indagati che si occupavano dell'approvvigionamento delle sostanze, di occultarle, confezionarle e rifornirle regolarmente agli spacciatori al dettaglio. L'incasso giornaliero della piazza era quantificabile in diverse migliaia di euro al giorno. I quartieri popolari permettevano di usufruire di un collaudato sistema di vedette, numerose e varie vie di fuga, offriva un gran numero di nascondigli per le dosi e costituiva, per i tossicodipendenti, una sorta di punto stabile di approvvigionamento, comportando una vera e propria fidelizzazione dei consumatori. Il sodalizio, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, nonostante nel corso delle indagini fossero stati operati degli arresti in flagranza di pusher o il sequestro in rilevanti quantità di droghe, riusciva in breve tempo a riorganizzarsi e proseguire nelle attività illecite. Gli investigatori hanno portato anche alla luce una serie di attività estorsive poste in essere dai sodali, in cui le parti offese non intendevano denunciare nemmeno quando convocate dai carabinieri. I membri del clan utilizzavano gli stessi metodi mafiosi anche per riscuotere con la forza i crediti legati agli stupefacenti o per punire il rifiuto di spacciare o commettere rapine per conto dell'associazione, il tutto mediante violenti pestaggi, anche in pieno giorno e in luoghi pubblici e frequentati. Contestualmente ai provvedimenti restrittivi sono stati posti sotto sequestro preventivo un immobile sito nel comune di Mascali, edificato con proventi del traffico illecito, e un autocarro di uno dei capi promotori, utilizzato dal sodalizio per occultare e trasportare ingenti quantità di stupefacente. Gli arrestati sono stati tradotti presso le case circondariali di Catania, Siracusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, ad eccezione di 6 soggetti già detenuti per altra causa e 2 indagati per i quali il GIP ha previsto gli arresti domiciliari. 2 tunisini di 23 e 21 anni sono stati fermati dalla squadra mobile di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tentata estorsione danni di un altro tunisino che non era riuscito a pagare per intero il costo della traversata. I 2 fermati sono stati ritenuti responsabili dell'ingresso in Italia della frontiera marittima di Lampedusa di 51 immigrati a bordo di un barcone. I 2 giovani, che si trovavano al centro d'accoglienza di Villa Sicania di Siculiana, erano stati già segnalati per intemperanze verso altri connazionali nel periodo in cui stavano trascorrendo la quarantena a bordo della motonave Moby Zaza. Le indagini sono state coordinate dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli. Sono complessivamente 11 i tunisini che sono stati appunto arrestati o fermati nelle ultime ore dai poliziotti della squadra mobile, che sono coordinati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi. La compagnia Carabinieri di Partinico ha eseguito un provvedimento nei riguardi di un'associazione che commissionava furti di batterie ai gestori di telefonia che rubava cavi di rete, il tutto nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Per 8 di essi è scattata la carcerazione, per altri 3 gli arresti domiciliari, mentre 4 sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Provvedimenti emessi dal Tribunale di Palermo per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di furti aggravati.
I materiali oggetto delle attenzioni erano prevalentemente costituiti, come abbiamo già detto, da rame e batterie impiegate per far funzionare i ponti dei ripetitori, ma non disdegnavano anche numerose autovetture e furti in abitazioni dei comuni di Camporreale e Partinico in provincia di Palermo, così come nei territori del Trapanese e dell'Agrigentino. Ricettazione dei beni rubati, rapina, false denunce di furti. Un'indagine durata circa 1 anno e mezzo ed avviata dopo l'intensificarsi dei furti del materiale già citato che avevano determinato a livello locale un forte allarme sociale. Portata alla luce un'associazione criminale operante nel territorio di Partinico, composta da 6 degli odierni soggetti indagati, stabilmente dedita ad azioni contro il patrimonio e contro la persona, come pure scovato un gruppo complementare avente base operativa a Camporreale, sempre nel Palermitano, e finiti fra i destinatari della stessa operazione. Accertati 5 diversi furti per complessivi 300 kg di cavi di rame, 200 accumulatori di energia elettrica appartenenti alle maggiori compagnie di telefonia, 14 furti di auto, un furto di un trattore, 11 ruberie in case rurali ed estive, una rapina nella casa di un'anziana nella provincia di Trapani e la sottrazione dell'impianto di videosorveglianza più alcuni sanitari appartenenti al centro polifunzionale del comune di Camporreale. Questi i nomi di quelli che sono finiti in carcere: il 42enne Angelo Alamia, residente a Partinico per associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti, stessi reati per il 32enne Gaspare Castello, partinicese, e per il 59enne Giuseppe Gallina. Carcere per il 30enne Nicola Lombardo, residente a Camporreale, accusato di rapina e diversi furti, per il 20enne Vincenzo Mulè, residente a Camporreale, accusato di rapina e diversi furti a ricettazione, per il 56enne Franco Palazzolo, residente a San Giuseppe Ato, accusato di diversi furti, per il 31enne Giampiero Palazzolo, residente a Camporreale, accusato di rapina e associazione a delinquere finalizzata a compiere numerosi furti, stesso reato per il 38enne Roberto Palazzolo, residente a Partinico. Domiciliari invece per i camporrealesi: il 43enne Giuseppe Primoletto, per il 26enne Benedetto Calogero Ferrara e per il 23enne Salvatore Mulè, tutti e 3 accusati di diversi furti. Furti e rapine, un video incastra 2 bande di Partinico e Camporeale. Vediamo. Si sono spalancate le porte del carcere di Palermo per il 20enne Salvatore Di Stefano, del popolare quartiere Noce, giovanissimo ma già in carriera, pagando però tra virgolette l'inesperienza con un errore rivelatosi fatale e che ha consentito agli investigatori della mobile palermitana, in sinergia coi colleghi del commissariato Zisa Borgonuovo, di contestargli 2 diverse rapine compiute a distanza di pochi mesi. Una di esse portata a termine e l'altra fallita per il tempestivo intervento dei poliziotti. Dalla sala operativa palermitana partiva sabato scorso la segnalazione di 2 giovani in fuga dopo aver tentato una rapina a un supermercato di via Paolo Veronese. Uno dei 2, risultato minorenne ed arrestato in flagranza di reato, aveva puntato finanche una pistola contro uno dei 2 cassieri, minacciandolo di farsi consegnare il denaro custodito nella cassa, avendo la copertura all'esterno del complice rimasto a far da palo a bordo di un ciclomotore. L'inaspettata resistenza dei dipendenti scoraggiava il ragazzo costretto a quel punto alla fuga, mentre l'accaduto si concludeva con l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e con la ricerca da parte delle volanti dell'antirapina che della squadra mobile. Grazie all'ausilio delle immagini sul fallito colpo, fornite dalle telecamere di videosorveglianza interne, risaltavano alcuni particolari inconfondibili sia sull'abbigliamento dei 2 malviventi che del modello di pistola, rivelatasi successivamente modello giocattolo ma utilizzata priva di tappo rosso. Battuti a quel punto i vicoli della Zisa, si riusciva ad individuare lo scooter segnalato, di colore nero e di grossa cilindrata, impiegato per coprire la fuga.
così come individuato anche il soggetto fornito visionando le immagini, che nel borsello a seguito custodiva la pistola a salve tipo Beretta usata per l'assalto. Scandagliati gli ambienti criminali, si riusciva a individuare e a dare un nome al complice del minorenne, identificato in Salvatore Di Stefano, da tutti chiamato Congo, rimasto ad attenderlo all'esterno del market. Di Stefano, al quale è stata contestata anche una precedente rapina con il volto travisato, unitamente ad altri 2 sodali, compiute nel febbraio dello scorso anno nel quartiere Zisa ai danni di una farmacia, armati di pistola, minacciando il titolare, facendosi consegnare un misero bottino 300 euro. All'epoca dei fatti, Di Stefano aveva commesso la leggerezza che consentì di incastrarlo, ovvero sfiorare il bancone a mani nude, consentendo alla scientifica di raccogliere un indizio importante in quel reperto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il movimento Vox Populi aderisce all'UDC, che sta diventando punto di riferimento per il centro moderato italiano. Vediamo. Continua a crescere l'UDC Italia, è diventato ormai il punto di riferimento per il centro moderato italiano. Anche il movimento di Lucia Pinzone, Vox Populi, aderisce all'UDC. Un movimento già strutturato e con le idee chiare. Continuano le adesioni di gruppi civici, movimenti cattolici ed associazioni politiche all'UDC, il partito di Cesa. E allora Lucia, programmavamo questo incontro da praticamente 2 anni. Da 2 anni Lucia, coordinatrice di questo movimento, Vox Populi, già candidata alla presidenza della regione, donna di grande impegno e determinazione. Da diverso tempo mi dicevi di candidare uomini a sindaci con l'UDC, sì. Oggi ho l'onore di presentarti il coordinatore Decio Terrana. Ed è, diciamo, per me è un grande piacere iniziare questo percorso e soprattutto non disperdere quello che il Vox ha fatto in questi anni ed è, come ti ho sempre detto, secondo me l'unione fa la forza, andare avanti e spiegare che possiamo essere l'alternativa per tutti questi elettori che oggi non si vedono più rappresentati da una classe politica affidabile. Io ritengo che da qui si può partire per un grande inizio. Bene, ho visto che il segretario regionale ha già chiamato Lorenzo Cesa. Presidente, cosa ci dici di questa bella operazione di oggi? Vox Populi è un bel movimento, confluisce nell'UDC. Potrei esprimermi con l'entusiasmo che sta dando l'onorevole Figuccia. Io devo dire che è iniziato da gennaio un processo di inserimento delle liste civiche, dell'area cattolica e delle associazioni, e oggi il fatto che gli amici, la Presidente Lucia di Vox Populi hanno fatto la scelta di aderire all'UDC significa che siamo veramente un riferimento per quel centro moderato che vogliamo costruire in questo Paese, quel centro che oggi è visto bene da tutta l'opinione pubblica, quel centro che affronti i problemi della gente come il lavoro, l'occupazione, temi che ormai non parla più nessuno, temi che la politica li disconosce, quella politica che oggi è in crisi. Noi vogliamo costruire una piattaforma politica che affronti i problemi veri del Paese, non parla più per slogan o frasi fatte e poi c'è una totale ignoranza nell'affrontare i problemi. Noi vogliamo che questo Paese possa crescere e possa ritornare la speranza dei cittadini. Grazie a Lucia, grazie a Vincenzo, andiamo avanti. 1, 2, tutti e 3, Vox Populi, UDC. I circoli della Lega del Meridione hanno un nuovo presidente, è la giornalista Tiziana Demma. L'ha intervistata il nostro direttore Arturo Cantella. I circoli della Lega dei Meridionali hanno un nuovo presidente, una donna, giornalista, esperta in sanità, si chiama Tiziana Demma ed ha anche origini siciliane. Nati nel 2019 i circoli per portare avanti le esigenze e le aspirazioni dei territori meridionali ai fini della loro rinascita, grazie al mutare delle esperienze del buon governo del nord Italia e di alcuni paesi del nord Europa, i circoli della Lega dei Meridionali possono adesso partire con i migliori auspici. In particolar modo il neopresidente Tiziana Demma ha avuto anche
il modo di ribadire l'impronta dei circoli in Sicilia e più segnatamente, in particolar modo il neopresidente Tiziana Demma ha voluto anche ribadire l'impronta dei circoli in Sicilia e più segnatamente nella provincia di Agrigento, dove nei prossimi giorni verranno date le autorizzazioni per nuove sedi a partire da quella del comune capoluogo, nel quale si svolgeranno le elezioni comunali il prossimo autunno. La Lega dei Circoli per il Meridione si pone in primis come obiettivo quello di rivalorizzare il Sud, ripartendo dalle sue eccellenze, dalle sue potenzialità, per rimetterlo in pista con modelli vincenti che già abbiamo sperimentato nell'Italia del Nord, quindi facendo ripartire tutta l'Italia, ma attraverso il Sud, perché il Sud in questo momento ha delle potenzialità enormi e ha dimostrato con la sua classe dirigente di essere costruttiva nel portare avanti un motore dell'economia importante anche nel mondo. Infatti i circoli non ricomprendono solo tutto il nostro meridione, ma rappresentano anche quelle comunità italiane all'estero e in Europa, un tessuto importante di nostre eccellenze che vogliamo riportare nel Sud, ma in primis costruendo quei presupposti per poter lavorare e garantire al territorio, alla comunità del territorio, azioni e soluzioni mirate. Parliamo di Agrigento. Ecco, Agrigento e alcuni centri della provincia saranno destinatari delle prossime elezioni che per il Covid-19 sono state spostate di qualche mese. Ecco, cosa avete in programma per la nostra città, un po' anche per i comuni della nostra provincia in particolare? Allora, intanto stiamo riorganizzando una squadra a livello di coordinamenti e soprattutto in modo strategico per riuscire a interagire con la comunità stessa, con quei territori e quelle cittadine stesse, per portare anche avanti un programma politico mirato su quelli che sono i bisogni della comunità, con particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura e il turismo, che sono le risorse principali da cui molte famiglie ovviamente è la loro unica fonte di reddito di parecchie famiglie di Agrigento e della provincia. Quindi ci muoveremo in collaborazione con tutte quelle che sono le rappresentanze, intanto per fare un piano di azione che possa sbloccare nell'immediatezza quelli che sono i bisogni diretti, e poi lavoreremo in chiave nazionale affinché questi territori possano rientrare in un piano d'azione per quanto riguarda i fondi e investimenti europei che momentaneamente sono bloccati, ma che riusciremo nella collaborazione anche con una squadra a Bruxelles per sciogliere un po' questi nodi che impediscono all'agricoltura e al turismo di Agrigento e della provincia di Agrigento di avviarlo. Io recentemente ho fatto anche un appello all'ispettorato dell'agricoltura di Agrigento, nel quale ho chiesto, visto che ha come ruolo istituzionale quello di sbloccare e potenziare quelle che possono essere gli strumenti diretti a supportare l'agricoltura, e mi auguro che l'ispettorato dell'agricoltura ci contatti perché insieme con la nostra classe dirigente possiamo fare un piano d'azione mirato per sostenere in questa ripresa, considerato gli ultimi scenari del governo che non consentono strumenti diretti, ecco, di darci la possibilità di entrare in campo e fare squadra anche con loro. Situazione igienico-sanitaria precaria a Zingarello, dove dalla fine del lockdown è ripreso anche il deposito indisturbato di rifiuti di ogni genere all'ingresso del quartiere balneare di Agrigento, una maxi discarica a cielo aperto che il comune individua con il termine isola ecologica, ma che, come si vede anche dalle immagini, di ecologico ha ben poco. Il 2 marzo scorso l'amministrazione comunale aveva invitato gli abitanti ad esporre i mastelli dell'indifferenziata per la ripresa del servizio di raccolta porta a porta, situazione quest'ultima che avrebbe anche significato la rimozione dell'isola ecologica. La Sicilia viaggia sul 40% circa, un dato che fa ben sperare, ma che non tranquillizza se si analizzano nel particolare i dati, che sono aggiornati alla fine del 2019 e pubblicati sul sito del Dipartimento Acqua e Rifiuti. Andando nel dettaglio, la parte positiva è data dall'aumento dei comuni virtuosi, sopra il 65%,
Si passa da 31 del 2017 a 133 del 2019. Ma purtroppo non si può esultare perché comunque restano una quarantina di enti sotto il 30% che presentano criticità, con le grandi città che continuano a stilare dati negativi. Messina ha chiuso il 2019 al 23,2%, anche se negli ultimi mesi ha viaggiato verso il 30%. A Catania, ferma all'11,6%, si attende a breve la decisione sulla riproposizione della gara che consentirà di rilanciarsi, mentre Palermo, nell'ultima parte dello scorso anno, ha superato leggermente il 20%, mantenendosi tuttavia su forti conferimenti in discarica. Quest'ultima parte del quadro della raccolta differenziata mette in evidenza un'influenza negativa sulla situazione siciliana, portandola dal 50 al 40%. A livello provinciale è Ragusa sul primo gradino del podio, con una media annua del 59,6%, seguita da Trapani al 57,4%, Enna al 52,8% e Agrigento al 52,4%. Tra i comuni invece è Longi in provincia di Messina il comune più riciclone, seguito dagli agrigentini Villafranca Sicula e Calamonaci. Al netto di tutto ciò si segnalano le dichiarazioni dell'assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Piero Bon, che ha affermato: Regioni e comuni continuano a lavorare in sinergia in un clima di grande collaborazione. È il momento di intensificare gli sforzi per accompagnare questa crescita progressiva e costante della differenziata con una pianificazione attenta alle esigenze dei territori. Ho chiesto all'SRR di relazionare ogni 15 giorni su eventuali criticità e problemi riscontrati nell'attività di controllo e programmazione, per consentirci di intervenire subito e evitare inceppi e rallentamenti. Su TVA parte una nuova trasmissione d'inchiesta. La prima puntata verrà trasmessa martedì 2 giugno alle ore 22 ed in replica giovedì 4 giugno alle 17. Vediamo. Al via il prossimo 2 giugno su TVA una nuova trasmissione dal titolo Sotto inchiesta, condotta dalla giornalista palermitana Flavia Fontana. Il nuovo approfondimento verterà su tematiche relative agli ultimi avvenimenti, alle partite IVA, alle casse integrazione, ai vaccini. La trasmissione andrà in replica il giovedì alle ore 17 ed è effettuata in collaborazione con la TV Tele One. Sì, allora nasce questa nuova avventura televisiva, questo nuovo programma ideato e condotto da me che si chiama per l'appunto Sotto inchiesta e che vuole mettere in risalto, visto che si è tanto parlato del coronavirus, di questa pandemia, mettere in risalto soprattutto tutti gli ultimi avvenimenti legati per l'appunto alla situazione delle partite IVA, quindi di tutti coloro che possiedono partita IVA, delle casse integrazioni. Ovviamente si è tanto discusso e ci sono stati vari dibattiti, vaccino sì, vaccino no, e quindi cerchiamo di approfondire anche questo tema e soprattutto cosa si ritiene ancora più opportuno. E quindi diciamo, visto che se ne è tanto discusso ovunque di questo rilevante tema, noi soprattutto ci dedicheremo agli ultimi avvenimenti, alle ultime situazioni che sono nate nel bene e nel male. Tiri dal 1 giugno su Tele One canale 19, che sarà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 22:40, e poi su TVA appunto nella vostra emittente televisiva canale 92 tutti i martedì alle 22 e tutti i giovedì alle 17. Quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.